Tante le Proloco trevigiane presenti nell'assemblea provinciale organizzata nei giorni scorsi a Sarmede, il paese delle fiabe, un incontro nel quale erano presenti, oltre ai volontari, numerose istituzioni locali che hanno discusso con le Proloco dei diversi aspetti dell'attività promozionale e turistica che le associazioni svolgono nel territorio. Ai nostri microfoni il presidente provinciale dell'Umpli, Giovanni Follador. È emersa una forte volontà da parte di tutti i Proloco di proseguire nel cammino intrapreso di valorizzazione dei prodotti tipici, delle tradizioni, della collaborazione con l'ente pubblico in diversi settori. Tra i vari argomenti discussi si è parlato anche di permessi e burocrazia, tra i quali è emerso in particolare il difficile rapporto con la SIAE. A tal proposito è intervenuto Mario Barone, vicepresidente nazionale dell'Umpli. È opportuno ancora di più che l'Umpli lavori su questo campo per erudirle affinché abbiano almeno quella piccola nozione per potersi confrontare correttamente e coerentemente con le regole con i mandatari SIAE. Dopo l'assemblea, come nella migliore tradizione Proloco, è stato riservato un momento alla festa, in occasione dell'inaugurazione del nuovissimo teatro da 250 posti costruito dalla Proloco di Sarmede, con sforzi importanti da parte dei volontari che si sono fatti carico anche di mutui per completarne la costruzione. Ai nostri microfoni la soddisfazione del presidente della Proloco, Stefano Quan, che già pensa alle attività future. Dal 2 ottobre fino al 15 gennaio avremo delle attività di continuo, non ci fermerò mai. Faremo le attività della scuola va a teatro, la famiglia va a teatro, fantascienza, e poi avremo le classiche fiere del teatro che quest'anno abbiamo voluto abbinare ad una nuova iniziativa Arte Prima che avrà luogo il 9 e il 10 ottobre, che riproporranno le linee delle fiere del teatro, però sfruttando il periodo meno freddo e gli spettacoli notturni anche. Venite a vedere, sarete benvenuti. Come hanno detto i bambini, benvenuti nel Teatro della Proloco, nel Paese delle Fiabe. Maggiori informazioni sugli appuntamenti teatrali sul sito della Proloco www.sarmede.org. Ed eccoci rientrati, siamo nella palestrina di questo nuovo distretto sociosanitario qui a Quinto di Treviso, con noi il presidente della provincia Leonardo Muraro. Siamo in un ambiente anche colorato, adatto ai bambini, una struttura decisamente nuova e che dimostra quanto valga la sanità veneta e quella trevigiana. È una sanità che sicuramente vale. Non a caso il ministro Calderoli nella ripartizione delle spese dello Stato per il federalismo e il ministro Bossi hanno preso ad esempio la sanità del Veneto per i costi e sarà la base di partenza per il trasferimento alle altre regioni. È un sistema che funziona, che ottimizza i tempi, che dà più servizi al cittadino, per cui una grande rete sociale sanitaria importante per il nostro territorio. Una struttura che nasce da un recupero, che ha visto anche grandi ampliamenti, ma che nasce soprattutto da una rete di collaborazioni. È una rete di collaborazione che nasce dalla sanità, e quale ovviamente è la parte principale. Dobbiamo dire che questi servizi vediamo degli ambienti stupendi, credo, per un settore pubblico. Dall'altra parte questa sanità trevigiana ha una sua importanza perché è abbinata, è messa insieme al mondo dell'associazionismo e soprattutto a quelle migliaia e migliaia di volontari che lavorano assieme al sistema sanitario per dare assistenza, per aiutare le persone sfortunate, per quelle persone anche con gravi malformazioni o malattie. Questo è un sistema che si regge in una rete civica che parte dalla capacità e professionalità dei medici, ma ha bisogno anche del mondo del volontariato che assiste e dà una mano. Questa è la rete che noi vogliamo e che vogliamo promuovere a livello nazionale. Anche in tempi di crisi le istituzioni locali non lasciano da soli i cittadini. Assolutamente no, la sanità è una delle priorità dei bilanci sia regionali, provinciali e comunali, e credo che far star bene, dare servizi sulla salute dei cittadini sia l'imperativo per gli amministratori. Qui a Treviso lo abbiamo dimostrato e vogliamo continuare a dimostrarlo con maggiori e più efficienti servizi ai cittadini stessi. Grazie Presidente per essere stato con noi. La prima parte di Cronache Trevigiane si chiude qui, adesso un po' di pubblicità e poi si aprirà la seconda parte con tante cose da conoscere e scoprire. Non perdere l'appuntamento del 3 ottobre con il gemellaggio tra la strada del Radicchio Rosso di Treviso e la strada del Riso Vialone Nano IGP. Ti aspettiamo alla 44esima Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona.
perdere l'appuntamento del 3 ottobre con il gemellaggio tra la strada del Radicchio Rosso di Treviso e la strada del Riso Vialone Nano IGP. Ti aspettiamo alla 44esima Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona. Cronache trevigiane anche questa settimana vi parlerà del territorio e dei frutti che il territorio sa esprimere. Lo facciamo in casa dell'Apo VF con il presidente Lino Rossi. Una stretta di mano. Lino, grazie per averci ospitati. Vogliamo raccontare la storia delle associazioni di produttori e delle cooperative della Marca trevigiana. Tu nel cuore hai l'Apo MT, quell'associazione produttori della Marca trevigiana che fece i primi passi nei primi anni 70, è così? Sì, è veramente così, è un ricordo trentennale ormai, no? È giusto anche ricordarlo perché allora, quando compianto dal dottor Del Bo Giampaolo, siamo partiti del 78 proprio con l'Apo Marca trevigiana, proprio per fare un discorso di essere tutti associati, di ritirare i prodotti che si faceva tipici della zona, dai Radicchio Rosso di Treviso all'asparago bianco, dai kiwi e da tutto il settore ortofrutticolo in generale. Oggi Apo VF, ovvero l'associazione di produttori Veneto Friuli, ne contiene circa 20 di cooperative, tra cooperative e consorzi IGP, e con 2000 soci, aziende agricole, insomma una grandissima anche responsabilità. Siamo orgogliosi di essere arrivati con raggruppamento di queste cooperative e associazioni, deve rimanere un prodotto tipico veramente genuino che garantisce alla società, ai consumatori una genuinità del prodotto, perché tecnicamente sono arrivati veramente i produttori a essere all'altezza. Purtroppo i prezzi non sono quelli che dovrebbero essere, perché c'è questa situazione di crisi economica. Voi come Apo VF in questo momento però, per rimanere ancorati al mercato, per aggredire la grande distribuzione, state facendo investimenti, state programmando il futuro. Di tutto questo ne parliamo tra poco con anche una novità, un nuovo mercato con il quale avete cominciato a lavorare tra poco dopo questo servizio di cronache trevigiane.